voglio un Veneto giusto, dove siano premiati i meriti, dove chi che lavora tanto ciapa tanti schei, perché il DNA dei veneti è di essere ricchi, di arricchirsi, di star bene e di portare benessere a loro stessi e alla propria famiglia. Dunque è giusto che chi si impegna tanto guadagni tanto. Veneto che vorrei? Voglio un Veneto dove si possa anche lavorare meno e guadagnare di più. Voglio un Veneto giusto, sano, dove ci sia gente che ha a cuore il proprio territorio e la salute dei propri cari e delle proprie famiglie. Vogliamo un Veneto, come lo vogliamo questo Veneto? Lo vogliamo giusto, vogliamo un Veneto fatto di persone che si impegnano per il futuro di loro stessi e delle loro famiglie. Lungimiranti cosa vuol dire? Vuol dire che pensa alle generazioni future. Un Veneto futuro non avrà debito pubblico, perché col disavanzo nostro dai 20 ai 30 anni pagheremo tutto il debito che dovessimo ereditare da questa Italia. Voglio un Veneto con una crescita a 2 cifre, perché i veneti meritano una crescita minimo del 10% all'anno per i primi 10 anni. Perché? Perché abbiamo vissuto troppi anni sotto le nostre possibilità. È giusto che i veneti che si impegna sia premiati, e il Veneto premierà chi si impegnerà, premierà gli imprenditori che investiranno potranno guadagnare e potranno godersi i soldi che guadagnano, appunto, potranno godersi il frutto delle loro fatiche. Voglio un Veneto dove il PIL interno riprende i consumi, la produzione, un Veneto indipendente in tutti i sensi, dove ci sia un ciclo produttivo interno al Veneto che possa permettere a noi veneti di essere indipendenti e autosufficienti in caso di crisi internazionali, perché dobbiamo imparare a essere autosufficienti, avere un sistema minimo che garantisca la produzione e che garantisca che comunque noi stiamo bene, perché possiamo star bene e staremo bene. Veneto libero.